con Stefano Zampoli al termine della partita con il Bassano. Allora, partiamo da in che cosa siete stati superiori stasera? Penso che l'approccio alla partita sia stato determinante. Volevamo vincere per andare in prima posizione, penso che ce lo meritiamo per quello che abbiamo fatto vedere fino adesso, Supercoppa, campionato, Coppa Italia e anche in Coppa Campioni, e stasera si è visto, penso, un bel divario. Una prestazione collettiva, direi, di ottimo livello oggi. Io penso una prestazione collettiva perfetta. Abbiamo subito, abbiamo attaccato, abbiamo espresso un bel hockey, un hockey che diverte, fa divertire il pubblico. Abbiamo attaccato bene, abbiamo difeso bene. Non è il problema subire un tiro in più o prendere un gol in più, ma è l'atteggiamento, come quando prendiamo un gol subito che ne andiamo a fare un altro, e questo è una bella cosa che si trasmette. Abbiamo detto stasera hai avuto tanto da lavorare, ti sei guadagnato la pagnotta, bella prestazione anche da parte tua. Sì dai, bella prestazione, e Bassano è una bella squadra, era prima in classifica, quindi era ovvio che non veniva qua a fare delle figurette, quindi voleva fare la sua per rimanere al primo posto, perciò c'è tanto da lavorare anche per me come per Bruno quando gioca uno gioca l'altro, ma noi ci siamo molto affiatati noi due, quindi il trissino è a posto. Quanto può essere importante a livello mentale questa vittoria? Molto importante, ci lancia a questi 5 giorni di recupero, per alcuni andremo a Montreux, altri avranno qualche giorno di recupero, però siamo concentrati e vogliamo veramente vincere anche quest'anno, vincere tutto e cercare di arrivare il più in fondo possibile. Oggi abbiamo dimostrato che vogliamo vincere a tutti i costi e si è visto in pista, quindi continuiamo su sta strada che sarà fondamentale. Ringraziamo Stefano Zampoli, in bocca al lupo al Trissino.